che si porta momentaneamente al comando della gara anche. Mentre ancora non hanno iniziato la loro gara i concorrenti del salto con l'asta, ma vediamo che sono entrate anche le concorrenti dei 100 piani donne, e nella prima serie c'è una lotto di concorrenti piuttosto interessante, lo andremo a presentare tra poco. Mentre il prossimo a lanciare nel giavellotto sarà Jordan Zinelli, che è il campione regionale della categoria allievi del Veneto, ha un personale di 63 metri con il giavellotto da 800 grammi e andrà a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi giovanili. Jordan Zinelli si è aggiudicato la qualificazione per questa manifestazione proprio in occasione in Azerbaigian, a Baku, circa una ventina di giorni fa, conquistando la 10ª posizione, e era previsto che i primi 10 partecipassero all'Olimpiade giovanile, i primi 10 di quella gara. Questo lancio di Jordan Zinelli di esordio è intorno ai 56 metri, quindi niente di straordinario, ma siamo solo lì. Grazie. Intanto mi portano il risultato della gara del lancio del martello con la vittoria di Giulia Camporese, che abbiamo sentito poco fa, 56,29 davanti a Giulia Bartolic. Giulia Camporese gareggia per i colori del Cus Padova, è allenata da Stefano Grosselle, come abbiamo sentito, che Giulia ha doverosamente ringraziato anche per la sua attività molto competente di tecnico. Poi Giulia Bartolic del Cus Trieste, 52,17 in seconda posizione, poi Nadia Maffo, la vice campionessa italiana juniores, che oggi si è, per così dire, fermata a 51,29. Sono queste le prime 3 concorrenti della gara del martello femminile, che abbiamo visto concludersi poco fa, mentre il 55 e poco più era il lancio di Jordan Zinelli. Corsia 1, Silvia Pitteri, atletica Malignani Libertas Udine. Corsia 2, Anita Pettolo, Assindustria Sport Padova. Corsia 3, Martina Favaretto, gruppo atletica Aristide Coin Venezia 1949. Corsia 4, Giada Carmassi, atletica Bruniera Fiorentagli. Corsia 5, Virginia Morassutti, Industria Sport Padova. Corsia 6, Ilaria Cavallin, atletica San Giacomo Banca della Marca. La seconda serie, Corsia 1, Ilaria Bettin, Cus Padova. Tanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della prima serie, la prima serie dei 100 piani. Andiamo ad inquadrarla, la stiamo inquadrando, la prima serie dei 100 piani che si presenta molto interessante. Andiamo a vedere le protagoniste. In corsia 1 c'è Silvia Pitteri dell'atletica udinese Malignani, atletica Malignani Libertas Udine si chiama da quest'anno, 12,45 è il suo tempo di accredito. In 2 un atleta che in questa stagione è cresciuta notevolmente, gareggia per i colori dell'Assindustria Padova ed è accreditata di 12,32, Anita Pezzolo. In 3 c'è la campionessa italiana dei metri 60 indoor, Martina Favaretto, che è accreditata di 12,06 in questa stagione. In corsia 4 non l'abbiamo vista negli ostacoli, la vediamo adesso, è la campionessa italiana dei 100 ostacoli, oggi solo nei piani, Giada Carmassi, che 13,82 ha ottenuto a Torino, che le è servita per conquistare il titolo di campionessa italiana. Giada Carmassi 12,50 di personale sulla distanza. Poi in 5 c'è Virginia Morassutti dell'Assindustria Padova, che abbiamo visto precedentemente vincere i 110 ad ostacoli, i 100 ad ostacoli, ed in 6 Ilaria Cavallin della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca, che ha un tempo di accredito di 12,04 ed è sulla carta l'atleta più quotata di queste concorrenti della prima serie. Sono pronte dietro ai blocchi le concorrenti, mentre ancora non sono iniziati i salti di qualificazione per le atlete con la pedana dai 9 metri. Gli atleti si sta ancora sistemando la pedana e tarando il misuratore.
Sono pronte ora le concorrenti e parte la prima serie. Pitteri, Pezzolo, Favaretto, Carmassi, Morassuti, Cavallin, dalla prima alla sesta corsia. Partenza valida e avvio velocissimo di Martina Favaretto del Coin Venezia. Accanto a lei Anita Pezzolo, Martina Favaretto nettamente avanti, probabilmente davanti a Giada Carmassi, e il tempo di 12:17, che è leggermente inferiore a vento, mi pare che sia praticamente nullo, anche se sta piovendo leggermente, quindi vittoria di Martina Favaretto che ha confermato davanti a Giada Carmassi che ha fatto 12:32, e poi Pitteri. Queste sono le prime tre concorrenti, quindi vittoria e conferma della sua supremazia in campo regionale e anche interregionale, diciamo, per Martina Favaretto, che non è stata molto fortunata ai campionati italiani di categoria, ma dimostra ancora di esserci, e quindi noi speriamo di rivederla presto sui suoi livelli, a conferma del titolo italiano conquistato nei 60 piani ai campionati italiani indoor nella stagione invernale. La seconda serie vedrà, è abbastanza interessante anche la seconda serie, con Ilaria Bettin del Cus Padova, Luna Monego del Coin Venezia, Martina Millo della Polisportiva Triveneto Trieste. Anche questa è una specialista degli ostacoli e di grande livello, perché Martina Millo in questa stagione è della categoria lieve e ha ottenuto grandi risultati proprio nei 100 ad ostacoli con tempi molto vicini ai 14 secondi, anzi mi sembra che sia scesa al di sotto, proprio 13,90 mi pare che abbia ottenuto nei 100 ad ostacoli, con gli ostacoli da 76 ovviamente, quelli delle allieve. Quindi grande crescita di Martina Millo, che è figlia di un saltatore degli anni 80, Millo, che gareggiava per i colori del Coin, mi ricordo, saltatore da 2,26 mi pare, 24. Poi Elisa Vian del Coin Venezia, Alice Zecchin della Polisportiva Triveneto Trieste e Anna Coltro del Bentegò di Verona. Anna Coltro che è una delle possibili favorite di questa seconda serie. Quest'anno si è portata al di sotto dei 25 secondi nei 200 metri e sta crescendo molto anche nello sprint breve, quindi sono tutte atlete queste della seconda serie che hanno personali tra i 12,50 e i 12,70, quindi attenzione, perché potrebbe anche scaturire qualche sorpresa da questa seconda serie. È iniziata anche intanto la gara del salto con l'asta, mentre abbiamo visto un salto nell'alto a 1,55, il salto di Nicole Dal Bianco, che ha un personale di 1,60 della Bruniera Friulintagli, mentre vediamo inquadrate le concorrenti della seconda serie che stanno attendendo l'ordine dello starter per portarsi sui blocchi. Abbiamo, magari lo leggeremo dopo questa serie, perché è interessante seguire questa seconda serie con Bettin, Monego, Millo, Vian, Zecchin e Coltro dalla prima alla sesta corsia. Allora, vediamo in terza e quarta corsia. In quarta corsia Elisa Vian del Coin, che probabilmente si aggiudica, vediamo se viene confermato, con 12,47, che se confermato sarebbe abbondantemente il suo primato personale dell'atleta della Coin Venezia. Anche questa è un'atleta in crescita, quindi vediamo se viene confermata la mia impressione, ed è proprio Elisa Vian che viene data come vincitrice di questa seconda serie.
con un tempo di 12,46 addirittura, quindi notevole miglioramento per l'atleta che è ancora della categoria allieve, quindi col 12,46 mi sembra un tempo straordinario. Abbiamo invece il risultato ufficiale dei 110 ostacoli uomini, vinti da Alessandro Juric della Bruniera Fiorentagli con 14,50 davanti ad Edoardo Zagnoni della Sindustria Padova, 14,89, Francesco Marconi in terza posizione per Treviso Atletica, 14,97. Poi Alessandro Marcon, atleta dirigente del Comitato Regionale Veneto, meteorologo, ne fa di tutti i colori Alessandro Marcon, ma è sempre un validissimo atleta. Alessandro Marcon in quarta posizione con 15,04 e poi Ivan Ferrighetto, giovane junior, con 15,38. Questa è la situazione per quanto riguarda i primi concorrenti dei 110 ostacoli. Nella terza serie dei 100 in corsia 1 Martina Schiavon della Sindustria Padova, in 2 Irina Giassi del CUS Trieste, in 3 Ilaria Tessari della Sindustria Sport Padova, corsia 4 per Rosaria De Michele del COIN Venezia, in 5 c'è Lucia Righetti della Libertas Valpolicella Lupatotina e in 6 Irene Giovannini del CUS Trieste, tutte concorrenti con personali inferiori ai 13 secondi, quindi anche molto valida anche questa terza serie. Se ne correranno 6 di serie nei 100 donne. Mentre nell'alto, purtroppo il tabellone è girato dalla parte opposta, quindi non ci è dato vedere chi ha saltato. Dell'atletica di Marca al giavellotto uomini, mentre stanno preparandosi le ragazze della terza serie dei 100 metri. Sono pronte dietro i blocchi intanto le concorrenti della terza serie. Nell'alto il tabellone è sempre girato dall'altra parte, quindi non è facile vedere chi sta saltando. Vediamo intanto che stanno andando sui blocchi le concorrenti: Martina Schiavon, Irina Giassi, Ilaria Tessari, Rosaria De Michele, Lucia Righetti e Irene Giovannini. Daranno vita alla terza serie dei 100 piani donne. Partenza regolare di questa terza serie, vediamo subito Ilaria Tessari dell'Assindustria Padova impegnata in corsia 1 da Martina Schiavon, entrambe dell'Assindustria Padova, Tessari e Schiavon, forse Schiavon in corsia 1 con 12,73, che se confermato sarebbe il nuovo primato personale, quindi nonostante l'inclemenza del tempo oggi ottimi risultati dalla velocità, vento praticamente nullo in questo momento, quindi la vittoria viene attribuita a Ilaria Tessari con 12,72, aveva un personale di 12,84 e anche 12,73 invece per Martina Schiavon, quindi entrambe al primato personale in questa terza serie. Mentre abbiamo visto il salto nel triplo di Alice Zantedeschi del Bentegodi, che ha un personale di 10,70, e la prossima ad entrare in gara in questa sarà Luisa Carniello della Bruniera Fiorentagli, che ha un personale di 12,26, quarta ai campionati italiani juniores a Torino. Quarta serie, dove avrei messo? Corsia 1, Evelina Anese, Atletica Bruniera Fiorentagli. Corsia 2, Giorgia Liviero, Atletica Riviera del Brenta. Corsia 3, Eva Danna, Atletica 2000. Corsia 4, Alessia Corbetta, Fondazione Bentegodi. Cerca la concentrazione l'atleta friulana. Camilla Bellini, Atletica Insieme New Club Verona. Luisa Carniello, classe 1995, quindi secondo anno della categoria juniores, un ottimo quarto posto a Torino nel triplo. Per lei vediamo il suo primo salto in questa gara.
molto veloce la sua rincorsa, sembra buono questo salto, al di sopra intorno agli 11 metri probabilmente. Vediamo quanto rileva il misuratore, mentre sono pronte 11,80 la misura di Luisa Carniello. Ed ora Anita Pezzolo, Assindustria Padova. Purtroppo non riesce questo salto di Anita Pezzolo. E sono pronte le concorrenti della quarta serie: Evelina Anese, Giorgia Liviero, Eva Danna, Alessia Corbetta, Carolina Bertoldo e Camilla Vellini dalla prima alla sesta corsia, mentre in pedana nel triplo c'è Elena Soligo del Silca Conegliano, che è accreditata di un personale di 11,36, nullo purtroppo questo lancio dell'atleta trevigiana. Parte la quarta serie. Lo sparo, avvio veloce subito in corsia 1 di Evelina Anese, ma è in quinta corsia la più veloce, in questo caso Carolina Bertoldo del CUS Trieste, che con 12,83 si aggiudica questa quarta serie. Mentre in pedana nel triplo c'è Martina Pegoraro della Atletica Malignani di Bertasudine per il suo primo salto. Pegoraro ha un personale di 11,39. Stanno preparandosi 100 metri donne, la quinta serie. Prima corsia Anna Calci, Atletica Malignani di Bertasudine. Mentre andiamo nel giavellotto, perché tra poco entrerà in pedana il campione italiano della categoria juniores Massimo Ross. Eccolo, lo vediamo che si sta preparando. Purtroppo piove anche, per cui non è le condizioni ideali per il lancio. Attenzione al lancio di Massimo Ross, che è il campione italiano juniores. Sesta corsia Sara Gerdi, CUS Trieste. Un lancio non proprio dei migliori, ma le condizioni purtroppo non sono ideali. Poco sopra i 50 metri, intanto nell'alto siamo a 1,60 m. Se andiamo a inquadrare la pedana dell'alto, aspettiamo per la prima premiazione. 1,60 c'è Nicla Mosetti, l'atleta più accreditata del lotto delle concorrenti in gara, 1,70 di personale per l'atleta del CUS Trieste. Mentre sono pronte di 3 blocchi le concorrenti della quinta serie: Anna Calci, Emanuela Ekweg, Luna Castagna, Elisa Music, Ramantu Idrisu e Sara Grgic. Tutte concorrenti con personali superiori. Intanto ha sbagliato il primo tentativo a 1,60 Nicla Mosetti. La situazione atmosferica critica vale a maggior ragione per le atlete del salto in alto, quindi non sarà sicuramente la situazione ideale per loro. Anna Calci dell'Atletica Malignani si aggiudica questa serie con 13,10 e anche per lei, se confermato, si tratta di primato personale. Mentre in pedana nel triplo sta entrando Giovanna Franzon, che è l'atleta favorita di questa gara, un personale di 12,78. La società è una vicentina di Schio in forza alla Bruniera Friuli Tagli. Lei ha superato anche, è arrivata anche a 13,60 in carriera, quest'anno 12,78 per lei. Vediamo questo salto di Giovanna Franzon. No, nullo purtroppo questo primo salto dell'atleta scledense in forza all'Atletica
Bruniera Friuli-Tagli, società pordenonese che è in grande crescita nelle ultime stagioni. Sesta serie dei 100 metri donne, prima corsia Deborah Foffano, atletica Libertas Milano. Tanto ci sarà la sesta ed ultima serie dei 100 piani. Terza corsia Lisa Cillotto, atletica San Giacomo. E nel giavellotto siamo al secondo turno di lanci. Abbiamo visto il lancio di Alessio Gobbo, no, di Thomas Fabrici. Sesta corsia Stefania Thomas Fabrici del Bentegò di Verona, che nel primo lancio aveva lanciato a 52,41. Probabilmente la pioggia sta creando grossi problemi anche per loro, e vediamo se Nicola Copetti della Sindustria Padova, che ha lanciato a 55,65 nel primo lancio, riesce a superare anche i problemi mentre mi pare che Nicla Mosetti abbia superato il 1,60 m. Vediamo Copetti, niente da fare neanche per lui, ci sono grossi problemi nel mantenere una rincorsa adeguata e poi nel piazzare gli appoggi per l'esplosione finale. Questo crea dei problemi, probabilmente anche la pedana scivolosa potrebbe creare dei problemi. In pedana intanto nell'alto Irene Dalla Cioppa, intanto è partita l'ultima serie, Foffano, Zappi, Cillotto, Grisi, Mantovani, Chizzali, ed è in corsia 3 Lisa Cillotto, maglia rossa della San Giacomo Banca della Marca, che va a vincere in 13,22, e con questa ultima serie si conclude la serie dei 100 piani donne. Tra poco non è proprio come dicevo, perché ce ne sono almeno altre 3, quindi non si concluderanno le serie dei 100 piani donne, sono 11 le serie dei 100 piani donne, sono arrivate altre. Si prepara la settima serie 100 metri donne, prima corsia Alice Zamot, Anna Feltre, seconda corsia Stella Petronio Custrietto. Abbiamo visto il lancio di Jordan Zinelli, il secondo lancio ancora intorno ai 55 metri, quindi niente di straordinario fino a questo momento. Quinta corsia Erika Baldazzi, atletica 2000, sesta corsia Carlotta Recchia, Fondazione Bentegodi. Siamo per la presentazione del martello donne, Nadia Maffo, Giulia Bartoli e Giulia Camporese. Nel triplo abbiamo visto il salto di Luisa Carniello, il suo secondo salto, ma sembra inferiore al precedente, che era di 11,80 mi pare, se non ricordo male, 11,80 nel primo lancio, ma questo non mi sembra superiore. Vediamo se il mio sguardo 11,47 infatti è inferiore. E la prossima ad entrare in pedana sarà Elena Soligo. Elena Soligo, è nullo purtroppo il lancio dell'atleta trevigiana. Mentre siamo nel secondo turno di lanci nel giavellotto, e va in pedana Leonardo Visentin del Treviso Atletica. E poi ci sarà Hubert Göller quindi propongo di rimanere con le immagini sul giavellotto, ma possiamo seguire anche questo salto. Questo salto di Martina Pegoraro dell'Atletica Malignani. Qui per le premiazioni Francesco Marconi, Edoardo Zagnoni e Alessandro Iuric.
Vediamo la misura di Martina Pegoraro. Seconda serie di lanci di Giavellotto. Dopo. Della Treviso Atletica. Sta partendo la Intanto, serie. mentre sta saltando Martina Pegoraro dell'Atletica Malignani, si è raggiunto il presidente del comitato regionale Veneto della FIDAL, il professor Paolo Valente, che è colui che ha voluto fortemente queste trasmissioni di zona atletica e queste trasmissioni in streaming per diffondere l'atletica e andare al di là di quelle che è lo spazio ristretto del campo. Paolo, cosa mi dici di come sta andando questa trasmissione in streaming? Beh, in streaming direi molto bene, le aspettative si sono realizzate e quindi questa sperimentazione che si concluderà con il campionato regionale individuale valido come terza prova del CDS come fase regionale di Bassano il 29 di giugno, ha dato dei riscontri positivi che ci spingono a continuare per il futuro. Troveremo degli aggiustamenti, dei piccoli aggiustamenti, ma sostanzialmente l'impianto è molto positivo. I riscontri sono buoni anche per quanto riguarda i contatti, gli ascolti, e anche i commenti sono molto favorevoli, quindi continueremo senza dubbio. Sì, intanto c'è stata la vittoria di Alice Zabot dell'Anatletica Feltre con 13,62 nella settima serie. Volevo chiederti, Paolo, io ho qui un po' le classifiche del campionato di società dopo la prima fase, e tra le venete c'è la Biotecno Marcon, che è in grande crescita, tra l'altro società di casa, organizzatrice di queste case, poi c'è la Sindustria Padova e c'è l'Atletica Vicentina. C'è un po' di carenza nel settore femminile, unica società veneta, l'Atletica Vicentina, 10ª. Sì, può essere che ci sia un momento di stasi, di difficoltà nel passaggio dalle categorie giovanili, perché se noi osserviamo invece il nostro movimento del settore promozionale giovanile, vale a dire cadetti e allievi, il nostro punto di forza sostanzialmente è proprio il settore femminile. Ci sono evidentemente delle difficoltà nel creare le condizioni per il proseguo dell'attività da parte di queste nostre ragazze, e poi vorrei dire anche un'altra cosa. E forse è quello che vorrei dire io, prova a dirlo, vediamo se è la stessa cosa. Che purtroppo non trovano le condizioni, le migliori non trovano le condizioni in Veneto per continuare a fare atletica ad alto livello. C'è molta emigrazione. Quindi c'è un'emigrazione, noi Veneto siamo terra di conquista anche in atletica. Infatti abbiamo visto molti atleti, le nostre migliori atlete che gareggiano in Trentino, in Friuli, anche oggi stesso gareggiano con la maglia di società Lombardia, del Friuli, insomma, e non è una cosa. Quindi adesso vorrei dire una cosa, e qui anticipo, il comitato si sta impegnando fortemente per cercare di creare degli incentivi per le nostre atlete con dei premi atlete e società, anche allargando l'arco di intervento anche alle categorie allievi e juniores, mentre finora ci limitavamo al settore promozionale, sperando che questo possa essere una piccola goccia che possa aiutare a un cambio di tendenza anche in questo ambito, insomma. Mentre nel settore maschile abbiamo visto c'è una buona presenza, diciamo, nella finale oro, che lo ricordiamo sarà in settembre quest'anno, proprio per prolungare la stagione. Quindi come vedi questo prolungamento della stagione, che normalmente langue per quanto riguarda il settore assoluto nella seconda parte della stagione l'atletica? Non solo nel settore assoluto, tranne che per i cadetti che hanno la loro massima manifestazione il secondo weekend di ottobre, tutta l'attività, settore assoluto c'è solo questo campionato di società, ma alla fine l'attività, come dici te, langue, ma comunque è di poco interesse. E io credo invece che non
che dobbiamo fare qualcosa per cambiare questa tendenza. E anche c'è un progetto che stiamo cercando di elaborare, di proporre a livello nazionale, di portare il nostro meeting di Caorle nella seconda parte della stagione con un progetto, un'articolazione che dovrebbe essere molto stimolanti. Le abbiamo proposto proprio in questo periodo e penso e spero che ci si possa confrontare il 27 di giugno, che c'è un consiglio federale dove io ho proposto di portare in discussione anche questo progetto. Io credo che sia necessario, la stagione dell'atletica non può essere concentrata per tutti nei mesi di maggio e giugno. Bisogna dare più ampio respiro in modo tale che i nostri atleti, non ci sono solo gli atleti di primissimo piano, ci sono anche le seconde schiere devono trovare opportunità e occasioni per gareggiare a livelli tali che siano momenti stimolanti per proseguire anche una carriera, in prospettiva anche per dare stimoli per proseguire una carriera che spesso e volentieri a livello juniores si chiude perché o sei un campione oppure non hai più grandi opportunità. Ma pensi che l'inserimento delle finali dei campionati di società nella seconda parte della stagione possa in qualche modo contribuire intanto c'è nel giavellotto, mi pare, Ross, Massimo, no non è lui, non è lui, a risolvere un po' in parte questo problema? Cioè anche gli allievi avranno le finali del campionato, a parte che nelle passate stagioni gli allievi avevano le finali, sì, avevano i campionati individuali in settembre, in ottobre, quindi... Per gli allievi sostanzialmente forse la situazione è peggiorata perché avendo i campionati italiani individuali e quindi i campionati regionali individuali 15 giorni prima, era uno stimolo per un numero più allargato di atleti. Così... Ci sarà una seconda fase del campionato di società in settembre? Sì, c'è una seconda fase, ma poi a parte che è una scelta giusta, oltre al campionato, oltre che alla finale oro, diciamo così, con le prime 12 società, ci sono queste manifestazioni interregionali a programma completo e quindi comunque un evento importante, o campionati individuali o campionati di società, finale di campionati di società è importante sia collocato nella seconda parte della stagione, proprio per quello che dicevo prima. Non ci si può limitare una stagione che duri i mesi di maggio e giugno, che sia solo i mesi di maggio e giugno. Non esiste una federazione che a parte che noi abbiamo gareggiamo 12 mesi all'anno praticamente. Intanto c'è un buon salto di Francesca Paiero della Bruniera Fiorentagli, un atleta che nel lungo ha ottenuto anche grossi risultati, oltre i 6 metri. Vediamo cosa vale nel triplo questa friulana velocista e saltatrice. Prendiamo la misura. Sì, dicevi quindi che sì, c'è questo problema da risolvere. 11,85 per Paiero, buono direi. Tanto vediamo la premiazione dei 110 ad ostacoli maschili, la vittoria di Juric. Bene, io direi che ci avviamo verso, adesso abbiamo i campionati del mondo di calcio e anche noi saremo in qualche modo coinvolti da questa cosa, perché appuntamento ci sarà... a mezzanotte vuoi dire? Faccio una domanda a tu che sei dell'atletica, a te che sei dell'atletica, che ruolo dai a questi campionati del mondo? Quindi tanto per fare chiederti una cosa diversa. Ruolo, non c'è da nascondere che insomma quando si parla di calcio, campionati del mondo, insomma siamo ai massimi livelli, insomma. Certo. Però c'è da dire che i campionati del mondo di atletica hanno un audience e un ascolto che non ha nulla da invidiare ai campionati del calcio. Purtroppo abbiamo visto anche con il Golden Gala, noi siamo purtroppo legati col fenomeno, per esempio al Golden Gala quest'anno c'è stato un audience per quanto riguarda la televisione, ma anche molto inferiore all'anno scorso, perché non c'era Usain Bolt. Insomma l'atletica che però, Anita Pezzolo intanto nel triplo, che però insomma nullo. Soffre di queste cose, non mi soddisfa appieno, insomma l'atletica è bella anche, è interessante anche oltre a Usain Bolt, anche
anche se è innegabile che insomma è un elemento di traino molto importante e di promozione molto importante per l'atletica tutta, insomma. Certamente. Bene, noi Paolo ti ringraziamo per la tua presenza sempre puntuale e ricordiamo Certo. che il prossimo appuntamento con lo streaming è a Bassano. A Bassano il 29 di giugno. Grazie e buona visione agli spettatori, mi raccomando seguiteci anche il 29. Grazie Paolo e continua sempre così perché... Nadia Masso per la premiazione del